Dio può fare tante cose. Eu credo. Insediamento, um pastor italiano em questa chiesa já é um grande miracolo, não? E lui imparando portoghese. Amém. É bello vedere quello che Dio fa con noi. Dio può fare tante cose. È una grande gioia questo weekend. Ieri eravamo a Conegliano. Iniziaram una nuova chiesa da quella parte. 29 persone che hanno firmato un compromesso di essere chiesa di là. E oggi vorrei ringraziare Sandro e Isabella perché mi hanno invitato a essere o predicatore na presença do presidente. Anche Pastor Manuel, dove sei? Grazie. È un privilegio unico questo. Ci conosciamo da quasi 17 anni, no? È una storia e l'amicizia che si trasforma adesso in un lavoro assieme. A Treviso, quando i nostri sogni, posso dire chiesa di Treviso, ma il nostro sogno non era Treviso, era a Mantova, no? Ma Dio fa le cose che ci sorprende. E perciò siamo nella gioia oggi qua. E anche questi mantovani sono nella gioia qua. Ok, essere pastori. Tutto a posto qua? Ok, seconda Timoteo 3:1. Certa è questa affermazione, se uno aspira all'incarico di pastore, vescovo, desidera un'attività lodevole. Un'attività lodevole, una responsabilità molto grande, se uno aspira, desidera. Che cosa dire? Parlando a questa coppia qua, che ha abbandonato tutte le zucche mantovane per mangiare qua il radicchio trevigiano. Abbandonare quelle bellissime zanzare mantovane per vedere una invasione delle cimici trevigiani qua. Non potete aspettare quello che succederà. E Gonzaga, dove saranno i Gonzaga? E entrare nella storia della marca trevigiana, che è un orgoglio per tutti i trevigiani, no? La nostra marca, oh! La serenissima Venezia, la bella Treviso del Prosecco, la bella Treviso del Montello, del Raboso, la bella Treviso di tanti beach, la bella Treviso delle ville venete, dalla bella Treviso dei canali, la bella Treviso della Lega, la bella Treviso della provincia che quando tu entri ti innamori di questa provincia. E siete qua, nella bella Treviso. Ma questa bella Treviso c'è una storia che oggi possiamo dire che è una provincia ammalata. Da qualche tempo fa, já estou parlando della chiesa, la bella Treviso che c'è numero 1 in pornografia sull'internet. La bella Treviso che è numero 1 nel numero di suicidio fra i giovani. La bella Treviso che c'è numero 1 in separazione e divórcio. La bella Treviso dove è il numero 1 gli anziani che sono stati abbandonati dai figli. È questa bella Treviso che è ammalata. È questa bella Treviso che state inserendo i vostri piedi per cambiare una storia nella vostra vita, ma anche in questa bella Treviso. Perciò che questa scelta pastorale è una cosa che ci spaventa perché sembra una pazzia. Perché quando noi decidiamo di essere pastori, questo invito di Dio, cambia tante cose nella nostra mentalità, perché noi abbandoniamo il nostro ragionamento umano. Perché la vita pastorale è un contrasto contro i nostri ideali e anche contro il nostro principio di sopravvivenza. Perché quando stiamo inserendo la nostra storia nella vita pastorale, cambia tutto. E i pastori fanno dei miracoli. Perché il pastore è quello che deve vestirsi come un giovane, ma avere le chiacchiere con l'anziano come se fosse un anziano. Deve fare un miracolo. Avere un linguaggio chiaro con gli anziani durante la predica, ma i giovani devono sentirsi entusiasti con questo. Il pastore deve fare un miracolo, perché deve avere un stipendio di un francescano, o può darsi di neanche, ma deve vestirsi bene, deve leggere tutti i libri, i periodici, conoscere tutta la situazione che sta succedendo, non lo so in che modo, ma deve fare dei miracoli. Il pastore deve visitare tutti i membri della chiesa una volta al mese, no? Deve preparare almeno tutte le prediche stupende, almeno 6 studi biblici settimanali, ma non può trascurare la famiglia, ok? Pastore deve essere così, è un miracolo. La famiglia del pastore deve essere in chiesa sempre sorridenti, simpatici, belli, che la chiesa dice, ma che bellissima quella famiglia. Sembra che loro non vivono nessuna esperienza negativa.
È questo miracolo che i pastori devono fare. Litigano in macchina, ma quando arrivano in chiesa, che buongiorno, buongiorno. E adesso cominciamo la predica con tanto sorriso. Non è vero la mia moglie? Io voglio ucciderti, ma siamo qua, ok? E questa è la storia di pastore, è un miracolo essere pastori. È un miracolo. Perciò io vorrei dividere questo messaggio in 45 punti qua, su questa storia di essere pastori. Essere pastori non è una scelta nostra. Essere pastore è una scelta divina. 1 Timoteo 1:12. Può andare avanti. 1 Timoteo 1:12 e 18. Io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo ao suo servizio me. Il versetto 18. Ti affido questo incarico, Timoteo. Non è Sandro che ha scelto di essere pastore. Dio ha scelto Sandro. Perciò questa pazzia di essere pastore è perché un Dio ha scelto. O senso della sopravvivenza pastorale finisce, perché adesso è Dio che ti sostiene. È Dio che prende cura. È interessante quando leggiamo tutti i personaggi biblici, no? Dio dice, Abramo, vieni. Paulo, io ho scelto te. Geremia, Isaia, ho scelto te. All'inizio. Mosè, va all'Egitto. Apostoli, andate. La scelta è stata di Dio. È interessante che tutti noi qua abbiamo questa responsabilità di essere medico, essere avvocato, essere imprenditore, essere non so che qualsiasi cosa. Tutti voi avete scelto questo, ma la nostra situazione è molto diversa. Dio ha avuto un sguardo verso di noi e ha detto, sei tu. Ossia, noi non abbiamo l'altra scelta. Io avevo una situazione in Brasile tranquilla. Pastore Sandro, eu conosco a sua história, era uma situação molto tranquilla. E Dio dice, finisci tutto questo. Adesso vieni di qua perché tu devi prendere cura del mio grande. Ma non c'è ma, sei tu. Ma pastor Dio, ma che cosa? Sei tu. E adesso sono io che prenderò cura di te. Perché tante volte noi inseriamo la nostra professione, la nostra storia, dove io comincio a gestire il modo che io devo prendere cura di me stesso. Ma la vita pastorale non è così. È Dio che ci chiama e dice, sono io che devo sostenere la vostra vita. E noi cominciamo a vivere delle esperienze stupende con Dio, perché sembra quando sta arrivando alla fine del mese, il 6 di febbraio, e la tasca è vuota, e tu cominci a percepire un Dio che prende cura ogni giorno della nostra storia. E questo è stupendo. E questo è meraviglioso perché adesso non sei tu che dipende da te stesso e della tua storia, è Dio. Perciò una esperienza personale di un Dio che chiama, un Dio che parla al cuore e un Dio che invia. E o bello della nostra storia, l'unica cosa che eu sono qua oggi, perché domani non lo so. Ieri una coppia mi ha detto, pastore, e adesso sei tranquillo, può anche andare via, l'altro posto sta pensando, eu non penso più. L'unica cosa che io penso è Dio che prende cura di me oggi. E quello che Dio farà con me è un problema di Dio, non è un problema mio. Perciò essere pastore è questa bella storia. Lui mi ha chiamato. È Lui che mi dà il senso della sopravvivenza. Perciò dove eu devo andare? Non lo so, ma c'è Dio. In che modo eu devo camminare? Non lo so, ma c'è Dio. E o modo che eu devo vivere domani? Non lo so, è con Dio. Perciò noi dobbiamo vivere una intimità profonda con Dio per capire ogni passo della nostra storia, perché è una scelta divina. Soltanto uma persona che vive questa esperienza può capire il camminare con Dio. È stupendo, perché non ci mancherà niente. E quando sembra che viene quella crisi, quando tu apri il frigo e sembra quella piscina che è piena d'acqua, tu ti ricorderai, c'è un Dio che mi sostiene e trasforma le cose. Io credo nei miracoli perché succedono. Tu credi. E tanti di noi crediamo qua perché Dio agisce. Vorrei lasciare anche una parola in questo senso alla Chiesa. Tante volte la Chiesa pensa il pastore, bello pastore in quel modo, ma carissimi, prendete cura del vostro pastore. 1 Timoteo 5,17. I presbiteri che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quello che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento.
Chiesa, doppio onore ai vostri pastori. Doppio onore ai vostri pastori. Abbracciate, prendete cura, perché Dio ha messo in mezzo a voi. Sono i vostri pastori. Doppio onore. È la Bibbia. Possiamo non capire i nostri pastori, e tante volte non capiamo, perché la vita di un pastore sembra una pazzia ai nostri occhi. E sembra che loro fanno le cose che tu non riesci a capire, non importa. Perché in Ebrei capitolo 13, 17 dice così. Qual è la prima parola? Non è essere d'accordo, non so se avete capito. Non è capire il pastore. È che cosa? Obbedite ai vostri pastori e sottomettetevi a loro, perché essi che cosa fanno i pastori con voi? Velano per le vostre anime come chi deve rendere conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe alcuna utilità. Camminate com i vostri pastori. Ci sarà un momento che i vostri pastori saranno tristi, stanchi, e voi dovete dire: pastore, che cosa manca? E può darsi che il pastore dirà, può darsi che non dirà, ma sicuramente lui dirà: prega per me. E questa parola serve. È il senso biblico. E quando entriamo in questo secondo punto qua, o pastore che prende cura dell'anima, pastore che non si coinvolge con le altre cose. Pastore che cosa fa? È prende cura delle anime delle persone. È la nostra responsabilità. La nostra responsabilità come pastore è stare attento all'anima di ogni pecora. È questo che noi siamo quelli che prendono cura delle anime di ogni persona. Secondo Timoteo, capitolo 2, versetto 4, noi dobbiamo capire questo senso. Uno che va alla guerra non si smicchia in faccende delle vite civili, se vuoi piacere a colui che lo ha arruolato. Il nostro senso è prendere cura delle anime. Tante volte i pastori sono attirati a fare le cose, e tra poco Sandro comincia a essere socio di quella società là dei cristiani che sono mancino, voglio scrivere con la mano destra e nessuno capisce questo gruppo di persone, e lui si coinvolge con le cose che non c'entra niente con il servizio pastorale e sta perdendo la visione. Pastore è quello che sta camminando ao fianco delle anime delle persone. È quello che prende cura delle anime, è quello che inserisce la sua propria storia, la sua vita nelle anime della persona. Perciò la responsabilità pastorale è molto importante, perché deve presentare questo gregge e ogni persona davanti a Dio, in modo che quella anima possa avere intimità con Dio. Quante volte io arrivo a casa alla sera, la nostra preghiera, la mia preghiera e minha di Astrid, è pensare nelle ogni anima che abbiamo avuto contatto in quello giorno e pregare per quella anima e pensare in quella anima e soffrire con quella anima, e tante volte perché quella anima non riesce a capire le cose stupende della libertà e della grazia di Dio. E è questo il nostro servizio, perciò è questa la nostra grande battaglia, questa la nostra grande responsabilità. I pastori sono stati chiamati non per soddisfare le persone, ma per portare le persone all'obbedienza completa alla perfezione di Cristo. Perciò che pastore non è quell'amico che non affronta. Pastore è quello pastore che va verso le ferite di ogni pecora per guarire. Tante volte noi pensiamo che siamo amici delle pecore e noi pensiamo che l'amicizia con le pecore basta. Pastore è pastore. Avete capito Chiesa? Avete pastore Caio, avete adesso pastore Sandro, pastore. Abbiamo un rapporto bellissimo con tante persone, ma noi non possiamo cambiare le cose. Amicizia è una cosa, pastore è la responsabilità di essere. Noi non siamo qua per coltivare amici. Noi siamo qua per essere pastori che prendono cura delle anime, per trasformare ogni anima alla perfezione di Cristo. Perciò che pastore è pastore. E perciò che tu devi entrare nelle ferite più profonde delle persone. Sandro, oggi è una festa. La chiesa è piena. Tutti stanno qua per aprire il prosecco e gridare. Tra un anno, tra 5 anni, forse tra 10 anni, io non so chi sarà con te. Oggi tutti staranno cantando: io amo mio pastore, pastore, io amo mio pastore, e dopo io abbandono mio pastore, e dopo o pastore di là e io di qua. E sarà così, perché quando noi inseriamo la parola di Dio ferisce e crea tanti problemi che io non voglio più sentire quello pastore. Già è successo questo con voi?
io chiedo gli occhi, potete alzare le mani. È così la vita. Perciò che noi non possiamo perdere questo senso. Noi siamo pastori delle pecore. E è interessante, io già condiviso con la Chiesa, ho lavorato tantissimi anni con le pecore normali, e queste sono anormali, no? E la malattia più forte che sono le pecore sono quelle che sono sul zoccolo, no? Delle pecore. Perché entra una malattia e praticamente ogni settimana il pastore deve prendere la pecora, andare in quello zoccolo e cominciare a pulire. E quello puzza e pulisce. E la pecora comincia a bellare, e è bello quando fa questo. Ma quando la pecora sente che c'è qualcuno che prende cura, quello bellare si diventa in silenzio. E anche lei comincia a lacrimeggiare. E è bello di vedere le pecore in quel momento. Perciò che noi dobbiamo togliere qualsiasi putrido, qualsiasi cosa, qualsiasi malattia di ogni pecora. All'inizio provoca tanto dolore, ma dopo la pecora capisce. E va via. E dopo ritorna e dobbiamo di nuovo prendere la pecora. È l'animale più sensibile alle malattie. Le pecore che noi abbiamo qua sono gli esseri che sono più sensibili al peccato. Perciò che noi dobbiamo entrare di là e prendere cura e pulire completamente a sollevare tutti e qualsiasi dolori. Se il vostro pastore arriva no senso di cercare le vostre guarigioni, ringraziate a Dio, perché il pastore non lavora come la pecora vuole, lavora come deve essere lavorato. Avete capito? Significa che la stima del pastore non è basata sulle persone voglio bene o non voglio bene. La stima di un pastore è basata se lui sta adempiendo la chiamata di Dio. Perciò è molto importante quando Gesù ha fatto di tanti miracoli e erano pieni di persone intorno a Gesù. Ha fatto un bellissimo discorso dopo e tutti hanno deciso di abbandonare. E anche i discepoli, Gesù guarda loro, volete andare via? Potete andare, non c'è nessun problema. Devo essere sicuro di quello che si fa. 1 Timoteo 1,18 Ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio, in armonia con le profezie che sono state in precedenza. Fate il tuo riguardo, perché tu combatti in virtù di essi la buona battaglia. E inserisci, Sandro, Isabella, la vostra vita nella buona battaglia. E non perdere tempo con le battaglie che non servono a niente. Inserisci la vostra storia. Numero 3. Possiamo anche entrare in questa storia? Pastori non sono chiamati a soddisfare gli altri. Pastore non fa la volontà delle. Chi può leggere per noi qua la Chiesa assieme? Pastore non fa la volontà delle. Avete capito? Galati 1,10 Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercasse ancora di piacere agli uomini non sarei servo di Cristo. Pastore troppo popolare è pericoloso. Pastore troppo amico, já abbiamo parlato, é pericoloso. Pastore ha in mano e deve usare il bastone. Amém? Chi ha detto amém? Já possiamo cominciare oggi? Ok, grazie. Ok, il pastore ha in mano un bastone e deve usare. É interessante que o bastone é lungo e dopo fa una piccola curva. La pecora che se va via, con quella parte con la curva si prende e porta vicino. Ma c'è quella parte lunga. A che cosa serve? Per rompere le gambe. Perché se la pecora è ribelle, prende quella parte e si fa così. La pecora cade, tu prendi la pecora, sistema le gambe e subito è guarita, ok? Non è un minuto, ok? Ma in una settimana già è guarita e già può correre di nuovo. Perciò il pastore deve usare la parte quella che fa la curva per portare vicino, per guarire, per lavorare, ma si usa anche quella parte. E non risparmiare questo, altrimenti tu non sei pastore. Altrimenti tu perdi l'autorità di essere pastore. E questo tante volte è il problema dei pastori che hanno paura di usare la parte lunga del bastone perché non vuole ferire le pecore. Per favore, non siete così. Perché altrimenti non siete pastori. Noi siamo stati chiamati di Dio per questo. Tante volte vogliamo soddisfare gli uomini e pensiamo, ma se eu comincio a fare questo, il ministero soffrirà. Non soffrirà, il ministero appartiene a Dio, non è nostro. La Chiesa appartiene a Dio, non è nostra. Abbiamo parlato 3 settimane fa
la nostra Chiesa ha vissuto due grandi crisi. Due grandi crisi. E no momento che abbiamo vissuto la prima crisi, abbiamo cominciato una Chiesa a Padova. No momento che abbiamo vissuto l'altra crisi in questa Chiesa, abbiamo celebrato ieri la Chiesa con Eliano. Perché è l'opera di Dio. E se noi abbiamo paura delle persone, paura delle pecore, noi pastori non possiamo essere dipendenti delle pecore, neanche servitori delle pecore in questo senso. Noi dobbiamo avere la nostra autorità in Cristo Gesù e manifestare questo senso di prendere cura delle pecore. E è Dio che fa la sua opera. Non avere paura di nessuno. Essere timorato da Dio. Ma è tu che devi prendere cura delle pecore con l'autorità che Dio ti ha dato. È in questo modo che possiamo vivere il senso di essere pastori. Non soddisfare il grede, non soddisfare, ma tu devi cibare il grede con quello che loro hanno bisogno, non quello che loro vogliono. È questo che è il nostro grande rischio. È come i genitori con figli. Non si dà a quello figlio che quello che i figli vogliono, è quello che i figli hanno bisogno, basta, è così la vita. Numero 4. Avere la parola di Dio come linea. Siete tornati indietro, avanti. Já não, o mensagem não é finito. Número 4. Pastore, parola di Dio come vita. 2 Timóteo 4, 1-3. Ti scongiuro davanti a Dio e Cristo Gesù. Predica che cosa, Sandro? Pastore Sandro? Predica la parola. Insiste in ogni occasione favorevole o sfavorevole. Convinte, rimprovera, exorta com ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più le sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie. Scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, predica la parola, la sana dottrina. È interessante che questa espressione sana dottrina in 1 e 2 Timóteo, Paolo ribadisce 3 o 4 volte. L'importanza di mantenere la sana dottrina. La parola è la tua guida per guidare le pecore. È la parola di Dio. Si perde il senso della parola di Dio, perde il senso di essere pastori. La parola deve essere condita con la grazia di Dio. Oggi stiamo vivendo una grande crisi, dove di una parte c'è il senso del legalismo. La parola di Dio che si usa con legalismo uccide. La parola di Dio che si usa con senso di liberalismo uccide. La parola di Dio si usa con la grazia di Dio. Io devo capire il senso della grazia di Dio e cominciare a usare questa grazia con la parola di Dio. La parola di Dio condita con la grazia. In quello modo che staremo vivendo la parola. Parola di Dio è vita, è libertà. È un peccato che le pecore tante volte trascurano il senso della lettura della parola, trascurano il senso della conoscenza della parola, trascurano la meditazione e lo studio della parola, stanno perdendo la vera vita, la vera libertà. Perciò il pastore deve insegnare la parola di Dio e inserire in mezzo al grede il senso dell'autorità della parola. E il grede che non vuole capire la parola di Dio sta perdendo il senso della libertà. E non permettere che il grede cominci a usare la tua vita con metà della parola. La parola è unica. Abbia conoscenza della parola, l'autorità della parola e la completezza della parola di Dio per insegnare ao grede. L'unica autorevolezza che tu avrai è quando la parola di Dio sarà nella tua vita. Perché quando la parola di Dio esce dalla tua vita, esce dalla vita di un pastore, finisce l'autorevolezza di un pastore. Bye bye. L'importanza di camminare sotto la guida di questa parola. Perché la parola è la parola di? È la parola di? Se è la parola di Dio, non è la nostra umana. Studia la parola, medita la parola, conosci. E adesso, pastore Sandro e pastore Caio e a tutti i pastori, mette in pratica la parola. Perché conosce la parola senza vita non serve a niente. Viva quello che è scritto. Perciò che tante volte sembra una pazzia, ma viva. Punto numero 5. C'è l'acqua. Che cosa dice là? Resiste agli attacchi, io posso dire in silenzio. La vendetta non appartiene a noi. Appartiene a Dio. Staremo sempre sotto attacchi. 1 Timóteo 1,6 e 2,3. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te
mediante l'imposizione delle mie mani. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato in Cristo Gesù. Perciò che pastore non è per tutti. Tante persone nella prima difficoltà del ministero abbandonano il ministero. Perché penso che un ministero è una passeggiata e non è. Ministério é sofferenza. Pode continuar? Ministério é sofferenza, é dolore. E noi dobbiamo resistere. Resistere. Se qualcuno desidera, se Dio ha chiamato, sei stato chiamato alla sofferenza. E tante volte noi pensiamo, è semplice. È come un allenatore, peggio. Mi piace molto il calcio, no? E vediamo l'allenatore, ma perché non ha cambiato quello modo, ma quel calciatore non va, ma perché non fa così? E tutti i tifosi di là sgridando contro l'allenatore. E con noi è così. E anche peggio, perché siamo il nostro proprio pecore. Perciò il pastore deve essere molto forte e con una grinta in questa opera. Come io dico là nel Brasile, il pastore deve essere un gaúcho, perché in questo modo è che resiste. Non è... Perché devi resistere e non mollare. Perché Dio ti ha chiamato. Dio ti ha dato la capacità. Dio ti ha dato la resistenza. Dio ti ha dato un spirito di forza e di coraggio. Perciò che noi dobbiamo subire tante difficoltà, ma saremo sempre vincitori quando resistiamo. Perché se non resisti, perde una grande esperienza con Dio e qualcuno prenderà posto. Pastore Alessandro Sanfelice, resiste, perché arriverà tempo più difficile, che tu tante volte arriverai a casa, farà uno sguardo alla tua famiglia e dirà, che cosa faccio qua? Che cosa sono venuto a fare a Treviso? Mantova, mi volete di ritorno? No, dai! Ci saranno dei momenti così. E dopo quella notte Dio verrà sul tuo cuore e comincerà a prendere cura del tuo cuore. E comincia a prendere cura di te. E tu riceverai una chiamata che sarà stupenda. E qualcuno ti dirà, sa pastore Sandro, io sono con te. Perché io ti amo. Tu sei prezioso. E così tu vai a dormire e riposare. Nell'altro giorno ci saranno 5-6 messaggini che ti diranno, tu sei importante per noi nella opera. Rimani. E tu cominci a fare un sorriso. E tu dirai, io resisto, perché Dio è con me. E così è la opera. E quando tu cominci a venire, tu ritorni alla chiesa e tu vedi la chiesa con un sorriso verso di te. E tu dirai, grazie Dio, perché io non ritorno a Mantova. Io sono un trevigiano adesso, doc, ok, che faccio parte della marca trevigiana. E adesso aprirò un prosecco là con Roberto, in quello là, di Valdo Biada. Adesso sì, è questo, perché la marca è dentro del mio cuore. Treviso fa parte della mia vita adesso, perché noi dobbiamo inserire la cultura dentro della nostra storia. Perciò, del resto, secondo Timoteo 2, 3-12, tutto quello che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitato. Va bene, persecuzione è promessa. Se non c'è persecuzione, tu stai facendo tutto sbagliato. Quando c'è la persecuzione è perché stiamo camminando alla strada giusta. Ok? E finiamo qua. L'ultimo punto. Pastori, prende cura di se stesso. E tante volte noi non prendiamo cura di noi stessi. Gesù è andato dopo il battesimo in quale posto? Deserto, Dabá, che significa il luogo dove Dio parla, in quello silenzio. E Gesù è andato di là e ha vissuto 3 tentazioni. Io uso molto quelle 3 tentazioni come le grandi tentazioni per un pastore. Scappa. La prima tentazione si chiama ricchezza. E anche sempre stiamo lavorando só su Timóteo oggi. Prima Timóteo 6,10. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di male. E alcuni che vi sono stati dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Attenzione con la ricchezza. Perché se tu vuoi avere soldi, non è un pastore.
va a fare l'altro lavoro com o pastor e tu não avrai soldi. Tu avrai la sopravvivenza. E questa tentazione arriva quando vogliamo avere i soldi, la ricchezza, e possiamo cadere in nelle grandi trappole. Attenzione e non entrare in questa strada. Secondo consiglio, 1 Timóteo 3,6. É lá? Fama. Ah, eu ho fatto tutto quello lavoro, io non ho visto il mio nome. Pastore Kai, dove è il mio nome? Io voglio essere riconosciuto. Tu hai fatto tutto un avviso là e sei dimenticato me. Io voglio essere riconosciuto. Attenzione. Chi fa la opera in te? È Dio. Chi ti ha dato i doni? Dio. Chi ha dato il talento? Dio. La gloria a Lui. Quando comincia a venire qualche fama su un pastore, scappate di questo. Pastore com fama é perigoso. Está perdendo o senso della grazia di Dio. Está perdendo o senso di sentire la misericórdia. Perciò 1 Timóteo 3,6, che non sia convertito di recente affinché non si diventi presuntuoso e cada nella condanna inflitta al diavolo. E l'ultima grande tentazione, che si chiama potere. 2 Timóteo 2, 15 e 24. Sforza-te presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, um seu operário, ponto. Che non abbia di che vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità. Hai capito? Tu sei un operaio, un servo. Non desiderare potere. Non desiderare che tu devi avere il controllo delle cose. E il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare e paziente. Noi non siamo più di un servo, di un operaio, e basta. Perché se desideriamo il potere, stiamo perdendo il senso di essere servo. Noi siamo stati chiamati per essere servo. Se Dio vuole inserirti in qualsiasi altro posto, è un problema con Dio, non è con me. Non sono io che devo desiderare. Se Dio un giorno vuole farti responsabile di qualsiasi cosa, è tu con Dio. Ma non avere questo desiderio sbagliato. Perciò attenzione con la fama, con la ricchezza e il potere. Eu vorrei finire questa meditazione con una frase qua. Un uomo di fede non cammina per ciò che vede, ma cammina per ciò che crede.